O Vangelo secondo Luca, capitolo 14. Gesù guarisce nome sabato. Era un sabato e Gesù fu invitato a mangiare in da casa di una dei capi dei farisei. Nanza essa ci stava un uomo che stava malato perché teneva l'acqua in da panza. Prima fa un miracolo. Gesù ricetta a chi gli mastra la legge e a chi gli farisei. E un giorno è sabato e se può fare sta buona un malato. Ma loro non tenettero coraggio di rispondere. E stessa danno Gesù pigliai per mano e lo facette sta buona e poi mannai a casa sua. Gesù poi ricetta a loro: chi è voi, se non ciuccio non vogliono suoi, che rindano puzza, non lo tira subito fuori, pur se chi lo giorno è sabato. Nanza a che si parola, allora se ne scennetta la lingua in canna. L'umiltà. Guardando poi come tutti chi limitati si sceglievano i primi posti, contai loro che sta parabola. Quando si imitate un festino e sposarizia, non ti mettere mai in tuo primo posto, perché non ci potesse essere un'umidata assai più grossa di te, e chi che ha imitato a te e a chi, venendo vicino a te, ti potesse dicere: amiche, su sta qua, era il posto tuo acquisto. E tu chi ne scorna, ti avrai sosera là, per chi a finire all'ultimo posto. Invece, quando si imitate, vatti a mettere all'ultimo posto. A così, quando arriverà chi che ti ha imitato, si accusterà a te e ti dicerà: amiche, passa più annanzi, pigli un posto meglio. E questo sarà per te un motivo? E vanda innanzi a tutte le imitate. A ricordatevi, chi sa izza assai sarà vasciata, e chi sa vascia invece sarà izzata. Poi Gesù salutai a chi che l'aveva imitato le ricette. Quando fai un pranzo o una cena, non mi dà tutti gli amici tuoi, e tutti i frati tuoi, e i parenti tuoi, e i vicini tuoi che sono carichi di denaro, perché pure loro ti invitassero a casa loro. E così tu già avrai voluto la mangianza che ti tocca. Quando invece fai un festino, chiama invece i più pazienti, i zuppe, i cecate, i struppiate, perché così avrai un motivo e più per ti ricreare. Perché tutta questa gente non ti potranno mai invitare a mangiare insieme con loro in casa loro. Comportandoti così, potrai avere a Dio stessa che la mazzetta che ti tocca quando gli giusti risorgiranno. E invitato scostumato. Una che limitata che stai venendo con me, sentendo queste parole, Gesù ricetta a voce chiavata: viate a chi che mangerà il pane in regno di Dio. E Gesù rispondette dicendo: non mi facete una cena assai rossa e mi dai parecchie persone in casa sua. Al momento della cena, mannai una riserva sua a dicere a tutti chi limitati: venite a mangiare, o piatto sta già a tavola. Ma una troppa nata, tutti chi limitati a cominciare a trovare una scusa. Una ricetta a chi lo serve: ma già cattata una massaria assai rossa e proprio d'oggi la ci avverrei. Ti prego scusa ma non sono padrone. Nata le ricette: gli ha giocato 5 pariglie buie e proprio d'oggi la ci ha provato. Ti prego. Fa tutte scuse per me non sono padrone. Nata le ricette: io mi sono zurata a poco e proprio per questo non posso venire. Chi lo serve donare in casa al padrone e le contai tutte queste cose. O padrone si arraggiaia e chi ne collera ricetta a chi lo serve gli esce subito e va a mezzo ai chiazze, per mezzo via la città e fa venire i pazienti e struppiate e zuppe e cecate. E chi lo serve quando tornai ricetta a chi lo padrone: padrone, oggi ho fatto come tu mi avevo comandato, ma rinda sala ro comita, giusto ancora posto. Gli esce un'altra volta, ti ricetta il padrone, va per tutte le viarelle e campagne e per inde sepe e costregna gente pure che forza a venire, perché la sala deve essere china e gente. Perché io vi posso assicurare che nessuno di tutti quelli che erano stati invitati per prima pigliare la parte in comita mia e mangerà tutte quelle che aveva preparato per loro. E condizione per seguire Gesù. Proprio perché vedete che parecchia gente ha preso a essa, Gesù saluta il re di ricette: se qualcuno viene insieme con me e non va bene a me, assai più il padre e la mamma, la moglie e le figlie, e le frate e le soia, anzi, pure se non mi va bene, pure più la vita sua, questo non può essere un discepolo mio. E chi viene appresso a me senza portare croce sua, non potrà mai diventare un discepolo mio. Chi voi volendo far pagare una torre non s'assetta prima vicino da tavolino sua
e si mette a fare i conti per vedere se tiene tutte le denari che la servono per portare a finitura la frapica. Perché se no può succedere che la roba che ha buttato per amate sarà costretta a far fermare fatica, perché non tiene più denaro per portare a finitura che la fatica sola. E la gente che passerà all'annanza comincerà a smerdiare e a ruguffiare dicendo «Oh B, chi sta cominciato a frappare ma non è stato capace di portare a finitura che la fatica». O facciamo una tua casa, se non re parte per fare una guerra contro un re, che fa prima ogni cosa? Non si mette forse prima a fare i conti? Se isse con 10.000 soldati porta un culo un nemico suo che viene contro isse con 20.000 soldati? Se no, per fare pace. La stessa cosa si dica pure a voi. Chi non è capace di mantenere arrasata tutta quella catena, non potrà essere mai in un discepolo mio. O sale è una cosa buona, ma se chi su sale diventa insipida, come si fa pure a far diventare salata una volta? Che lo sale oramai non è più buono a niente, non serve più né per la terra e manca come concime la terra. È buono solo per essere buttato in mezzo alla via. Chi non tiene a capo solo per spartere orecchie, si sforzasse a capire.